24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. I giovani sono il futuro della nostra regione e del nostro paese. Occorre quindi sostenerli mediante politiche mirate ed adeguate. A tal fine l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in collaborazione con la Regione Veneto, ha elaborato un rapporto intitolato I giovani in Veneto, un importante strumento di descrizione dei fattori che incidono sul benessere e sulla salute dei giovani. Particolare attenzione è stata data alla sfera psichica degli adolescenti. Alla presentazione del rapporto sono intervenuti l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, affiancato dall'assessore regionale ai servizi sociali Remo Sernagiotto. Secondo i dati contenuti nel rapporto, i ragazzi vivono nella maggior parte dei casi, circa l'80%, con i genitori ed hanno un rapporto migliore con la madre. Si è registrato inoltre un calo del gradimento scolastico, mentre sul fronte salute i giovani veneti risultano in buona condizione e soddisfatti della propria situazione. Un dato sconfortante, infine, proviene dalle percentuali riguardo l'uso di tabacco, alcol e droghe, percentuali che purtroppo sono molto alte e in costante aumento. Per quanto riguarda la prevenzione della Regione Veneto, che è stata capofila per tutte quante le regioni del nord, cioè per quanto riguarda il Friuli, la Lombardia e il Piemonte, quindi abbiamo una programmazione legata alla questione prevenzione che fa un fronte unico su tutte e quattro le regioni. La scuola e la famiglia sono i due centri, non è la politica che può decidere di governare le persone, deve creare gli strumenti perché la territorialità faccia questo. E allora sì alla famiglia, con grande impegno nell'aiuto. Lei sa che la Regione del Veneto ha fatto il primo quoziente familiare, quello che io ho chiamato il quoziente familiare artigianale. Se una famiglia ha 7 figli è chiaro che deve essere aiutata o attraverso la detassazione, ma noi non abbiamo questa delega, e allora attraverso un contributo. Lo stiamo facendo bene e in un tempo così difficile anche sotto il profilo economico. Proprio domani incontro il Banco Alimentare e cominceremo a ragionare non sui soldi ma sui bisogni. Preoccupazioni condivisibili, ma ci siamo trovati il progetto tra capo e collo. Incalzato sul destino del grande progetto immobiliare di Veneto City, il governatore Luca Zaia ha detto la sua opinione, come smarcandosi da ogni responsabilità. Condivido le perplessità e preoccupazioni, ha affermato il governatore del Veneto. D'altronde vengo da un partito che ha sempre difeso i negozi di prossimità e le piccole realtà territoriali. Però ci siamo trovati il pacchetto già pronto e preconfezionato. Zaia infine non ha voluto aggiungere altro, ammettendo una certa difficoltà nel prendere una posizione netta a favore o contro Veneto City. Inflazione in costante aumento e la responsabilità è soprattutto del rialzo dell'IVA, passata il 17 settembre dal 20 al 21%. La nuova aliquota stabilita nell'ultima manovra finanziaria ha infatti giocato un ruolo di primo piano nell'aumento generale dei prezzi. Secondo i dati provvisori dell'Istat, l'indice dei prezzi al consumo è salito nel mese di settembre dello 0,1% rispetto ad agosto e del 3,1% rispetto al settembre del 2010. Una cifra che non veniva toccata dal settembre 2008. Colpiti dalla manovra numerosi beni di largo consumo come detersivi, cosmetici, giocattoli, abbigliamento, auto e moto, e persino la tazzina di caffè rincarata improvvisamente di 10 centesimi. E non è del tutto vero che sono stati esentati i beni di prima necessità. Se sono stati esclusi dai rincari la maggior parte degli alimenti che hanno l'IVA al 4% è rimasta intatta, medicinali, cibo per cani e gatti e diversi prodotti
prodotti ittici rientrano a pieno titolo nella folta schiera dei prodotti con IVA al 21%. Basti pensare che più del 40% dei beni venduti dalla grande distribuzione organizzata è stato interessato dal ritocco. A ciò si aggiunge l'aumento dell'1% nei costi dei pedaggi autostradali e la benzina da record, salita in media di 4 centesimi e balzata nella seconda metà di settembre a 1,7 euro per litro. Ma dal 17 settembre ad oggi molti beni sono saliti in modo ben più consistente dell'1%. Insomma, pare che qualcuno abbia approfittato della misura per portare a casa profitti maggiori del dovuto. Caldo torrido e temperature pienamente estive. Quello appena conclusosi è stato il mese di settembre più caldo degli ultimi 20 anni, con temperature ben al di sopra della media stagionale. I dati in questione sono stati registrati da ARPAV. Gli esperti dell'Agenzia regionale ambientale hanno annunciato che questa situazione si protrarrà fino al fine settimana, quando arriveranno nella nostra regione correnti d'aria più fresca provenienti dal nord Europa. Il precedente picco di caldo nel mese di settembre si era registrato nel 2009 con temperature tra i 20 e i 21 gradi centigradi. Il record, tuttavia, è stato superato nella giornata di venerdì, con la colonnina di mercurio che a Verona, Vicenza, Treviso e Rovigo ha raggiunto i 30 gradi. Gravi ma stabili le condizioni dell'anziana signora bellunese alla quale sono stati riscontrati i sintomi della febbre del Nilo. L'anziana signora è momentaneamente ricoverata in rianimazione. Entro la giornata di domani arriveranno da Padova i risultati degli esami sui campioni di siero, dai quali si attende una conferma della diagnosi effettuata. L'encefalite diagnosticata alla paziente è stata provocata molto probabilmente dal virus, che ha inoltre portato ad una criticità del quadro clinico. I medici tuttavia non si sbilanciano, facendo prevalere la prudenza. Tuttavia è forte il sospetto che nei sintomi dell'anziana possano essere riconducibili al West Nile. In tal caso sarebbe il primo caso nella nostra regione. I camion ora viaggiano in treno. Presentato agli operatori del Friuli il progetto autostrada viaggiante che servirà a far defluire il traffico in transito sulla A4, tutti i particolari su industria e finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.